cautela Ruva Rendeni, Rafael Nadal attaccato da Rebus B. In bocca della prima curva si delineano le posizioni. Rebus Rafael Nadal, interviene al largo di tutti Ryan Garr, 14,5 i primi 200 metri. Ryan Garr va ai fianchi di Rebus B, lo impegna e passa dopo 400 metri di gara. 31 il quarto iniziale, muove al largo Ruva Rendeni, il favorito della corsa, paga 1,56 € per il vincente. Rompe regola Tarte nel frattempo, 47,5 i 600. Ryan Garr avvicinato da Ruva Rendeni e Rebus B. e 3 gli 800, ultima frazione in 15,5. Ryan Garr, Ruva Ren, Rebus B, Rafael Nadal. Poi Rublo del Ronco, completamento del primo chilometro, percorso in 18,1. Ultimo quarto in 30 e qualche spicciolo, con Ruva Ren che insiste su Ryan Garr, lo sta sopravanzando a 850 metri circa dalla conclusione. Ancora una frazione in 15,6. Il Varenne di Di Nardo sta adesso graduando. Ryan Garr tiene la posizione davanti a Rebus B e Rafael Nadal. Sulla retta delle scuderie allunga Ruva Rendeni e prende vantaggio a Rebus B. Poi Rafael Nadal più a largo Rublo del Ronco. 400 al palo, 2,4,5 il miglio e una frazione in 14,7. Ruva Ren inseguito da Rebus B, che ha circa 3 lunghezze di svantaggio. Curva in 15 scarsi. Retta d'arrivo, fa passerella. Il figlio di Varenne e Celeste PL va a concludere netto nelle mani di Antonio Di Nardo. Al secondo Rebus B precede a distanza Rublo del Ronco 1,39, quindi l'arrivo probabile ed ufficioso. 1,56 la quota del vincente per Ruva Rendeni, portacolori del signor Esposito, che va a concludere all'ottima media di 1,17,1, 3 quarti in 30,5. Chiudono la gara. Promettente figlio di Varenne è allenato da Vincenzo Tufà e guidato in modo magistrale da Antonio Di Nardo. Doppia il successo di ieri a Taranto.